The Dreamer, anticipazioni del 3 settembre, Jeanne e Sanem, un nuovo inizio. In questa puntata sembra essere tornato il sereno tra Jeanne e Sanem, che insieme cominciano a lavorare alla compagnia Compass Sport, spiati da Eileen attraverso la telecamera nascosta in una palla di neve di vetro nell'ufficio di Jeanne. Eileen prende appunti e riferisce ad agenzie avversarie le loro idee. Tuttavia non ha fatto i conti con Jeanne, che nota la palla di neve, non nota però la telecamera e dice a Darren di portarla via dal suo ufficio perché non gli piace. Così Darren porta la telecamera nascosta senza saperlo nel suo ufficio. In agenzia arriva Fabri, venuto a chiedere il suo premio per aver salvato l'agenzia, cioè il profumo di Sanem. Sanem vorrebbe dargli un'altra fragranza, ma Fabri è deciso, vuole il suo profumo e non un altro. Jeanne nota una certa tensione e la rassicura. I due comunque continuano a lavorare con la stessa armonia al progetto Compass e per Sanem la loro vicinanza è un'occasione per scoprire qualcosa di più su Gamze. Infatti Jeanne le racconta che si sono conosciuti all'università e che in realtà Jeanne era molto amico del suo fidanzato all'epoca. Ecco perché i due si conoscono e che tra lui e Gamze non potrà esserci nient'altro che amicizia. La direttrice della Compass Sport si rivela Seida, una donna molto sicura del suo aspetto e delle sue potenzialità. Si dimostra subito particolarmente interessata a Jeanne e i due scoprono di avere alcune passioni in comuni, come quella per l'Italia, la natura, lo sport, cosa che ovviamente infastidisce Sanem. Anche JJ sembra avere le idee più chiare per Ayan. Si fa coraggio, la chiama e per la prima volta la invita a cena. Ayan, sorpresa per tale iniziativa, accetta entusiasta. Ed ecco Ayan e JJ imbarazzati a cena da soli. Dopo tanti giri di parole, JJ si decide a dirle qualcosa di importante, ma proprio mentre sta per dichiarare il suo amore, qualcosa va storto. JJ prende la mano di Ayan e, urtando la candela che è sul tavolo, provoca un incendio. Subito nel panico per quanto accaduto, la serata prosegue con caraffe di acqua addosso e ovviamente li buttano fuori dal locale. Ayan, nonostante l'accaduto, sembra aver afferrato il discorso di JJ, pertanto vanno via mano nella mano. Intanto Leila si prende cura di Emirre e i due scoprono di avere molte passioni che li accomuna. Emirre sembra cominciare a nutrire un sentimento diverso per lei e sincero. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!